Rapine cruente contro gli anziani, arrestati i banditi. Il killer della favarese Lorena 40 non potrà invocare infermità mentale né chiedere il rito abbreviato. Fratelli d'Italia contro il decreto sicurezza, conferenza stampa ad Agrigento. Intanto un tunisino è responsabile di un nuovo furto e 4 extracomunitari scappano da Villa Sicania. Ad Agrigento si accendono le luminarie, il tricolore in segno di unità e speranza, ma in città si respira anche aria di novità. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 4 pregiudicati di Palma di Montechiaro sono stati arrestati dai carabinieri per la violenta rapina avvenuta il 19 maggio a Racalmuto ai danni di una donna di 79 anni e dei fratelli di 83 e 73 anni. Sequestrati all'interno della loro abitazione di campagna, i banditi hanno strattolato con violenza gli anziani e li hanno chiusi in uno sgabuzzino. I rapinatori sono poi scappati smarrendo durante la corsa delle banconote. Stamani i dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Arrestati 4 pregiudicati per una rapina fatta a delle persone anziane a Racalmuto lo scorso 18 maggio. 3 individui infatti assaltarono l'abitazione di campagna di 3 anziani, 2 uomini e una donna, sorprendendoli mentre lavoravano nel piccolo orto di casa. Furono minuti di terrore per le vittime malmenate e sopraffatte. In casa i malfattori si impossessarono di 50.000 euro in contanti, di alcune monete antiche di pregio numismatico e rilevante valore economico e di numerosi monili preziosi, praticamente il risparmio di una vita. All'alba di oggi i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, quello operativo radiomobile della compagnia di Canicattì, hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento dal GIP presso il Tribunale, traendo in arresto 4 pregiudicati di Palma di Montechiaro. Le iniziali sono AM del 71, AM del 73, EM dell'82 e CM dell'82, responsabili del grave delitto. Già la mattina del 18 maggio i carabinieri accorsi presso l'abitazione delle vittime avevano raccolto durante il sopralluogo le prime tracce lasciate dai malfattori, ricostruendo come vi fosse anche un quarto uomo ad aspettarli lungo la strada. Le indagini però registravano una svolta rapida quando i carabinieri della stazione di Racalmuto, profondi conoscitori del territorio, ricevevano proprio dalla comunità l'informazione circostanziata di un'auto. Qualcuno avrebbe anche annotato il numero della targa con 4 forestieri a bordo che nei giorni precedenti si aggirava in quelle zone. I militari quindi del nucleo investigativo di Agrigento, del nord di Canicattì, accettavano rapidamente come a bordo dell'auto segnalata fossero solito viaggiare 2 coppie di fratelli, tra loro imparentati, composta da pericolosi pregiudicati palmesi con notevoli precedenti penali per delitti contro la persona e il patrimonio. I militari annotavano anche che uno di loro sul social network Facebook mostrava la propria foto con il profilo della scritta "Il Boss". Febbrili le indagini svolte con l'asilo di attività tecniche documentavano gli elementi gravemente indizianti della responsabilità dei 4 sospettati del delitto, le tracce dei loro telefoni cellulari, le immagini riprese dalle telecamere poste lungo il percorso compiuto andata e ritorno da Palma Montechiaro a Racalmuto nelle prime ore del 18 maggio, il primo giorno post-lockdown. Le conversazioni nel corso dei quali gli indagati si vantavano di possedere ingenti somme di denaro in contante da spendere componevano il solito quadro probatorio che, riferito alla Procura della Repubblica di Agrigento, convinceva il giudice per le indagini preliminari ad emettere il provvedimento restrittivo, valutando che per infrenare questi indagati, considerate le condotte accertate e la loro tracotante pericolosità, non può esservi altro misura cautelare che la detenzione in carcere. I militari nel corso della perquisizione domiciliare effettuati oggi durante gli arresti hanno ritrovato parte della refurtiva. Allora, oggi abbiamo assestato un colpo molto importante nel contrasto a quelli che sono i crimini predatori. Grazie alla Procura di Agrigento abbiamo portato in carcere 4 italiani che avevano nello scorso maggio imprigionato e poi rapinato 3 ottantenni.
La svolta c'è stata proprio quando dal territorio di Racalmuto è arrivata l'informazione fondamentale. Persone che vivono da sole in queste contrade isolate, che giustamente prestano particolare attenzione, avevano notato ed annotato un'auto con 4 persone sospette, potremmo dire dei forestieri, non appartenevano a quella comunità, che si aggirava sul territorio. Questo è stato l'indizio apparentemente insignificante ma in realtà fondamentale, che ci ha permesso di risalire rapidamente all'identità di queste persone. I 4 erano... Fondamentale anche l'operato della stazione Carabinieri di Racalmuto con in testa il maresciallo Costa. Sì, la stazione di Carabinieri di Racalmuto ha dimostrato quanto sia essenziale la presenza delle nostre stazioni di Carabinieri, specie nei territori più reconditi, più spopolati. E il comandante della stazione, con il rapporto affettuoso che ha con la comunità, la fiducia che la comunità gli rivolge, è riuscito effettivamente a cogliere questa particolare informazione, è stata decisiva. I 4 erano imparentati tra loro ed erano originari di Palma di Montechiaro? Sono 4 persone di Palma di Montechiaro, 2 coppie di fratelli. Il nostro slogan è "possiamo aiutarvi", ma ovviamente per potervi aiutare abbiamo bisogno di essere aiutati. Allora, anzitutto un messaggio alle famiglie: non lasciate da soli i vostri anziani, soprattutto in questi periodi, perché la loro debolezza, la loro fragilità li rende ancora più vulnerabili in un momento in cui si potrebbero sentire soli e potrebbero aprire la porta di casa a degli sconosciuti che poi potrebbero essere dei malviventi. Sì, purtroppo hanno un curriculum criminale già abbastanza articolato. Anche questo fatto di essere parenti fra di loro rafforza la loro capacità di intimidire sul territorio, sono conosciuti. Sembra che abbiano anche una particolare attitudine a mostrare questo blasone che però riteniamo oggi di aver in qualche modo spezzato. In questo periodo festivo ci apprestiamo al Natale, i controlli saranno aumentati da parte vostra? I controlli ci sono sempre da parte dell'Arma dei Carabinieri come di tutte le forze di polizia. Certo, la straordinaria situazione che stiamo vivendo tutti con la diffusione della pandemia, con il contrasto che facciamo alla pandemia, porta a moltiplicare le pattuglie sul territorio. Lo voglio dire ancora una volta: chi si sente solo in un momento di sconforto o anche magari se vede qualcosa che è atipico per il proprio ambiente, non esiti a chiamare il 112, l'Arma dei Carabinieri, sicuramente una nostra pattuglia accorrerà a visitarlo. Avevano sequestrato un'anziana donna per saccheggiare la sua villa a Favignana. Sono stati arrestati, vediamo. Un'operazione conclusasi all'alba dello scorso mercoledì 2 dicembre, quella messa a termine dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Trapani e della stazione di Favignana, che, coadiuvati dai carabinieri del nucleo operativo di Roma e dal nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia, hanno messo le manette ai polsi a Giovanni Setterini ed Alberto Ponzio per i reati di rapina pluria aggravata e sequestro di persona aggravato, quali autori della cruenta rapina avvenuta a Favignana il 10 maggio scorso ai danni di un'anziana del posto. Già nello scorso settembre i militari dell'Arma avevano rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto e successivamente a misura cautelare in carcere per gli stessi fatti Bobok Boceanu Ionel, che secondo la tesi degli inquirenti avrebbe messo a sistema la propria esperienza criminale, affiancandola alla conoscenza del territorio degli altri 2 complici. I 3 avevano attentamente pianificato la rapina, scegliendo come vittima un'anziana di 72 anni, la signora che viveva sola in una villetta completamente isolata presso cui Giovanni Setterini in passato aveva svolto dei lavori di giardinaggio. Nel corso delle efferate azioni criminose, i rapinatori si sono introdotti nell'abitazione da una finestra, armati di bastoni e con il volto travisato, sorprendendo nel sonno la vittima, che veniva immobilizzata e ripetutamente minacciata dal Bobok, mentre gli altri 2 complici svaligiavano l'abitazione impossessandosi di circa 5.000 euro in contanti, un orologio di marca Rolex dal valore di circa 5.000 euro, svariati gioielli ed altri beni di pregio per un valore complessivo stimato intorno ai 30.000 euro. Una volta terminato il saccheggio, i 3 hanno chiuso a chiave all'interno della propria camera da letto la donna per impedirle di chiamare soccorsi e garantirsi il tempo necessario alla fuga.
Solo per un caso fortuito il telefono cellulare della vittima si trovava proprio all'interno di quella camera, poiché custodito all'interno di una giacca, circostanza che le ha permesso di chiamare in suo soccorso i carabinieri della locale stazione. Nel corso delle investigazioni, che si sono protratte per svariati mesi dopo l'evento delittuoso, i militari operanti hanno svolto attività di indagine tradizionale quali perquisizioni e servizi di appostamento ed altre tecniche quali l'analisi dei tabulati telefonici, l'utilizzo del sistema di intercettazione delle conversazioni e l'estrapolazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione. Fondamentale inoltre è stato il ritrovamento sotto la finestra, dalla quale sono entrati in casa, di alcuni frammenti di guanti in lattice indossati dai malviventi e successivamente analizzati dai colleghi del RIS di Messina, che ne hanno estratto le tracce di DNA. Tali attività hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di evidenziare la responsabilità di ognuno dei partecipanti, gettando le basi di un solido apparato accusatorio che ha permesso alla competente magistratura. Al termine delle formalità di rito, il Ponzio veniva associato alla casa circondariale di Rebibbia, mentre Setterini a quella di Trapani, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Femminicidio, rinviato a giudizio il killer di Lorena 40, la giovane favarese uccisa dal fidanzato a Furcisicolo nel Messinese. No al rito abbreviato ed alla perizia psichiatrica. C'è il servizio. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, Fabio Pagana, ha rinviato a giudizio Antonio De Pace, 28enne, calabrese, killer, reo confesso della fidanzata Lorena 40, studentessa in medicina e chirurgia originaria di Favara, uccisa nel marzo scorso all'interno dell'appartamento di Furcisicolo nel Messinese, che condividevano. De Pace, accusato di omicidio volontario con la contestazione di ben 3 aggravanti, tra le quali futili motivi e la premeditazione, dovrà adesso affrontare il processo davanti la Corte d'Assise di Messina. La prima udienza è fissata il 17 marzo 2021. Il giudice ha anche rigettato la richiesta della difesa di De Pace di accedere al rito abbreviato, perché prevede lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna, perché il reato è punibile con la pena dell'ergastolo. Respinta anche la richiesta di perizia psichiatrica, a cui si erano opposti sia l'accusa con il sostituto procuratore Roberto Conte che la parte civile, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Barba, che assiste i familiari della vittima. Accolta invece la richiesta di costituzione di parte civile di ben 8 associazioni contro la violenza sulle donne. L'omicidio si consuma all'interno dell'abitazione di Furcisicolo che 2 fidanzati condividevano. Dopo un litigio, De Pace scatena la furia omicida sulla giovane favarese, uccidendola e chiamando subito dopo i carabinieri. Ho ucciso la mia fidanzata. Una confessione che però non ha mai convinto del tutto gli inquirenti messinesi, soprattutto in assenza di un'indicazione del movente. De Pace in prima battuta ha dichiarato di aver ucciso Lorena perché convinto di aver contratto il Covid-19 a causa sua, circostanza che però è stata subito smentita dai tamponi eseguiti ad entrambi, che sono risultati negativi. A chiusura delle indagini la procura ha pure contestato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi nei confronti di De Pace. Secondo gli inquirenti il 28enne avrebbe ideato il piano e l'omicidio, e questo sarebbe dimostrato dal fatto di aver inviato alcuni messaggi ai parenti più stretti, manifestando la volontà di trasferire i propri risparmi ai nipoti. Il mese scorso l'Università di Messina ha conferito la laurea in medicina e chirurgia a Lorena, facendo così diventare realtà il sogno della giovane vittima. Conferenza stampa di Fratelli d'Italia ad Agrigento sulle modifiche apportate dalla maggioranza di governo al cosiddetto decreto sicurezza. Si tratta di modifiche che secondo Fratelli d'Italia consentiranno l'ingresso indiscriminato nel nostro paese e che incentivano l'immigrazione clandestina. Arturo Cantella. Conferenza stampa oggi di Fratelli d'Italia sulle modifiche apportate dalla maggioranza del governo a Roma al cosiddetto decreto sicurezza. Modifiche che nella sostanza consentiranno l'ingresso indiscriminato nel nostro paese e che incentivano l'immigrazione clandestina. Presenti i consiglieri comunali agrigentini Gerlando Piparo, Fabio La Felice e il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano.
Fratelli d'Italia ha fatto battaglia alla Camera dei Deputati per quanto riguarda il decreto sicurezza, chiamato anche decreto insicurezza, dove naturalmente si vuole agevolare l'immigrazione clandestina a fronte naturalmente delle regole e dei decreti che erano stati votati dal governo giallo-verde, che erano comunque portati avanti dalla Lega ed erano anche molto più rigidi. Ad Agrigento qual è la situazione? Ad Agrigento la situazione oggi è diventata una CAFBA, sbarcano naturalmente tutti a Porto Empedocle e poi da Porto Empedocle naturalmente vengono inseriti nei vari centri d'accoglienza. Non sappiamo nelle altre province effettivamente come vengono suddivisi questi ragazzi che arrivano dall'Africa, ma ad Agrigento la situazione non è tranquilla. Il governo si sta impegnando fra virgolette a smantellare ciò che sono stati i decreti Salvini fatti col precedente governo. Sì, diciamo che l'intenzione è quella di smantellarli perché a fronte di una parte più rigida e porti più, i porti chiusi tra virgolette, e dall'altra parte il governo PD 5 Stelle sta favorendo l'ondata clandestina. Parliamo anche di questi continui sbarchi a Lampedusa, una situazione particolarmente difficile che si sta verificando ora con un notevole aumento di gente che arriva dall'Africa. Sì, noi non siamo contro all'accoglienza, noi siamo che l'accoglienza deve essere comunque regolarizzata, e sapendo che Lampedusa è la porta d'Europa è giusto che vengano disciplinate e vengano organizzate queste iniziative, anche per aiutare questi ragazzi nel maniera più adeguato possibile. Il problema è che oggi arrivano a Lampedusa, da Lampedusa abbiamo una nave che è la Mobizzazza o ex Mobizzazza, chiamiamola come vogliamo, che fa da spola tra Lampedusa e Porto Empedocle e poi naturalmente è un giro continuo. È giusto che vengano regolarizzate, soprattutto perché Agrigento non può diventare il centro di raccolta di tutta l'immigrazione d'Europa. C'è un'interlocuzione con il Ministero degli Interni attraverso anche la Prefettura agrigentina? Sì, diciamo che noi sul prefetto non possiamo dire niente, anzi sta facendo un buon lavoro, però di fatto è un fenomeno che va naturalmente gestito anche a livello romano da parte del Ministero, cioè ci vuole un'iniziativa importante da parte sia del Ministero dell'Interno ma anche dalla parte della Deputazione che oggi è nazionale, che è assente totale sul territorio e che ha fatto orecchia da mercante davanti a questo problema. Questo decreto, che è in fase attuativa, praticamente non fa altro che aprire totalmente i porti verso l'Italia. La cosa più scandalosa è quella dovuta dal fatto che praticamente non esisteranno più le acque territoriali per quanto riguarda le ONG, quindi con i nostri porti totalmente spalancati e non avendo le restrizioni delle acque territoriali da parte delle ONG, possiamo ben capire come ci saranno flotte di ONG pronte ad attraccare nei nostri porti. Ecco, tutto questo non è accessibile, noi diciamo sempre che bisogna fare invece totalmente il contrario, fare un blocco navale sul Mediterraneo e da lì capire veramente chi ha bisogno di venire nel nostro paese. La posizione di Fratelli d'Italia ad Agrigento sul decreto sicurezza, stiamo prendendo atto che questo decreto è atto a favorire l'immigrazione clandestina e a regolarizzare una situazione che va al di là delle aspettative più incredibili, cioè è assurdo quello che sta succedendo. Spero che il governo prenda atto di questa situazione perché è insostenibile, soprattutto al villaggio Mosè, in cui insistono tantissimi centri di accoglienza e nascono ogni giorno come funghi. Quindi una sorta di regolarizzazione necessita quanto prima. Ha asportato un borsone da un furgone in sosta nella centrale via Tenea d'Agrigento, ma ha fatto poca strada. Dopo alcune indagini e ricerche è stato identificato, rintracciato e fermato dagli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento. Si tratta di un 35enne tunisino domiciliato da diversi anni in città con pregiudizi di polizia. Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.
4 migranti sono riusciti ad allontanarsi dal centro d'accoglienza di Villa Sicania. Carabinieri e polizia, per riuscire a ritrovare 4 tunisini, hanno rastrellato l'intero territorio circostante. Ad allarmarsi, ma accade ormai ogni qualvolta vengono visti migranti in giro, sono stati i siculianesi residenti nella zona. Non ci sono stati disordini, non questa volta, ma i migranti, stando a quanto si apprendeva ieri, sono riusciti ad uscire dalla struttura d'accoglienza. Ad Agrigento si respira aria natalizia, ma anche aria nuova. Eugenio Cairone. Era ora che cambiassero le luminarie ad Agrigento. Qualcuno lo ammette timidamente, ma nessuno ha mai criticato apertamente il passato, quando si è pure rischiato un Natale al buio. Mai una lamentela ufficiale per delle luci che avevano proprio stancato, perché sempre le stesse, monotone per tutte le feste, dalla sagra del mandorlo al festino di San Calogero, per finire appunto a Natale. Adesso le luminarie non possono piacere a tutti, ma l'importante è avere cambiato il tipo di addobbo, facendo sparire i rosoni, quelli delle feste patronali nei paesi del meridione, con la piazza principale illuminata proprio dai rosoni. Sempre gli stessi, come ad Agrigento, fino allo scorso Natale. Sappiamo quanto sia diverso e triste quest'anno trascorrere una ricorrenza stretti nella morsa dei divieti, ma è necessario. Torniamo alle luminarie per sottolineare anche l'interesse della satira, che non poteva mancare perché è difficile, come nel nostro caso, accettare la realtà. Da ieri circola la notizia che un noto quotidiano nazionale avrebbe classificato Agrigento al primo posto dopo aver visto le luci di Via Atenea. Semplice satira, dicevamo. Stavolta però c'è poco da ridere. E allora quel che conta, seppure nella malinconia del momento, è vedere tanti angoli della città come un nuovo complemento di arredo, che fa bene all'umore. Ed a proposito delle luminarie ad Agrigento abbiamo scelto il tricolore, ha detto l'assessore comunale Costantino Ciulla, perché quest'anno volevamo rappresentare l'unità nazionale in un anno travagliato dal punto di vista sociale, economico, ma soprattutto sanitario. Abbiamo scelto Via Atenea, centro della città, quale simbolo di un momento di festa, ma anche di consapevolezza del difficile momento che stiamo vivendo. Ecco il motivo di questa scelta diversa dal solito. Per il Viale della Vittoria invece domani verranno accese le luminarie tradizionali che illumineranno anche la passeggiata della città, ma non abbiamo dimenticato i quartieri. In questi giorni stiamo installando alberi di Natale anche nelle periferie, perché nessuno si debba sentire escluso in un momento come questo. Noi stiamo facendo un grande sforzo con l'aiuto del Parco della Valle dei Templi e l'assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, ma quello che ci rende felici di più sono i privati e le aziende che stanno collaborando a migliorare il volto della città e a mantenere accesa la luce della speranza di un futuro migliore. Ed a proposito di Natale, la Chiesa non entra in conflitto con il governo. L'orario della messa di Natale in linea con il coprifuoco. C'è il servizio. I vescovi italiani invitano i parroci a celebrare la messa della notte di Natale in un orario compatibile col coprifuoco per contrastare l'epidemia da Covid-19. Nel dettaglio, il Consiglio Episcopale permanente al termine della riunione straordinaria ha osservato che per la messa della notte sarà necessario prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto coprifuoco. Il nuovo DPCM infatti non prevede allentamenti sul coprifuoco fissato alle 22. Il Consiglio permanente si è confrontato infatti sulle prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sull'orario della messa nella notte della vigilia. I vescovi, spiega una nota, ricordano quanto scritto nel recente messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia. Le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza. Questo però non deve scoraggiarci in questi mesi, a
apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Da qui la certezza che sarà così anche per la celebrazione del Natale, come peraltro avvenuto finora. I vescovi invitano i parroci ad orientare i fedeli a distribuirsi nelle diverse messe previste in occasione del Natale per evitare assembramenti e celebrare in piena sicurezza. Tenuto conto delle diverse situazioni, è stato detto, sarà cura dei vescovi suggerire ai parroci di orientare i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la chiarezza della liturgia per il Natale, che offre diverse possibilità: messa vespertina, nella vigilia, nella notte, dell'aurora e del giorno. Che le messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle norme anti-Covid lo ha ribadito il pro-presidente della CEI, Monsignore Mario Meini. Meini ha poi aggiunto che i tempi di Avvento e Natale costituiscono un'occasione favorevole per trovare spazi di preghiera capaci di sostenere e dare senso alla vita quotidiana, preghiera individuale e comunitaria, comunque intesa, eventualmente anche utilizzando alcune possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Il vescovo ha inoltre ricordato che nonostante i dati della pandemia di coronavirus siano in miglioramento, non devono venir meno le responsabilità e la prudenza, anzi dobbiamo rinnovare l'impegno verso il valore unico dell'amore, come ci ricorda Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti. I cristiani, ha poi concluso, sono chiamati insieme a fare la propria parte sul piano sanitario, rispettando tutte le norme precauzionali anticontagio nell'ambito professionale, compiendo il proprio dovere nella sfera personale, attenendosi responsabilmente ai compiti che spettano a ogni membro della società. Purtroppo, a differenza della prima giornata di screening, sono stati riscontrati un congruo numero di soggetti positivi al test tampone rapido per la popolazione scolastica appartenente alla scuola primaria e dell'infanzia. Lo dice il sindaco di Aragona, Peppe Pendolino. Nella stessa giornata di oggi, continua Pendolino, i suddetti soggetti sono stati sottoposti al tampone molecolare al fine di validare ufficialmente l'eventuale positività. In attesa degli esiti dei tamponi molecolari, al fine di avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica locale, di concerto con l'ASP abbiamo deciso di prolungare la chiusura dei plessi, dove viene espletata l'attività didattica limitatamente alle scuole dell'infanzia e primaria fino al 7 dicembre prossimo. Mi appello ancora una volta a tutti voi di non abbassare la guardia, di stare attenti e mantenere il distanziamento anche in casa. Purtroppo, a supporto di questo appello, oggi abbiamo la probabile positività di soggetti di età compresa fra i 4 e i 10 anni. Non c'erano gli elementi per imporre la misura coercitiva nei confronti del deputato regionale Carmelo Pullara. Così si è espressa la Cassazione, indagato nell'ambito dell'inchiesta Sorella Sanità su una serie di presunte corruzioni e turbative d'asta. Questo è il reato che era contestato a Pullara nell'ambito degli appalti per le forniture ospedali e aziende sanitarie provinciali. Ha fatto ricorso in Cassazione dopo che per lui era stata formulata la richiesta di applicazione della misura cautelare. Ora la Cassazione, che di fatto scagiona con formula piena all'esponente politico, ha annullato la richiesta di arresto, una notizia che avrà sicuramente conseguenze importanti dal punto di vista politico, considerato che Pullara è stato di recente estromesso dal gruppo dei popolari autonomisti dell'ARS. Carmelo Pullara, originario di Licata, nelle ultime consultazioni regionali era risultato il più votato nel collegio di Agrigento, vicepresidente della Commissione Sanità all'ARS. Dopo le vicende giudiziarie era finito nel tritacarne mediatico. Una nota stampa arriva dall'ex presidente della regione, onorevole Salvatore Cuffaro, con il simbolo della Democrazia Cristiana. Infatti, recentemente l'ex presidente Cuffaro è stato nominato coordinatore e commissario siciliano dello Scudo Crociato, con la voglia di aprire una scuola politica di formazione rivolta ai giovani nell'intento di creare una futura nuova classe dirigente. L'ex governatore nella sua nota precisa: faccio con garbo qualche puntualizzazione relativamente al settore rifiuti e ambiente, rivolta al presidente della regione e all'attuale assessore al territorio. Vorrei ricordare, scrive Cuffaro, che oggi con tono trionfalistico, dopo 20 anni, la Sicilia è dotata di un piano di rifiuti in linea con le direttive comunitarie, che il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, unitamente al piano delle bonifiche dei siti inquinati, è stato approvato ed è ancora in vigore, come più volte ribadito dal Ministro dell'Ambiente, con ordinanza del commissario delegato onorevole Cuffaro,
del 18 dicembre 2002. Il piano adottato, sentiti gli enti locali e gli altri soggetti previsti dal decreto cosiddetto Ronchi, è stato condiviso anche dal Ministero dell'Ambiente, dalla Commissione europea in data 28 luglio 2003, ritenendolo in linea con le direttive comunitarie e invitando il commissario a porre in essere le iniziative necessarie ad attivarlo. Il piano aggiornato, continua l'ex presidente Cuffaro, una prima volta nel 2004 e successivamente nel 2006 per adeguarlo alle normative nazionali e comunitarie nel frattempo intervenute, si proponeva di ridurre drasticamente il quantitativo di rifiuti avviati in discarica, incrementare la raccolta differenziata, prevedere gli impianti di compostaggio dove fare affluire l'umido e avviare la frazione secca a valle della raccolta differenziata alla termovalorizzazione, limitando lo smaltimento in discarica solo ai rifiuti inerti e inertizzati. In sostanza, continua l'onorevole Cuffaro, partendo da 322 discariche esistenti in Sicilia prima della dichiarazione di emergenza, siamo al 1999, alla fine della stessa, il 31 maggio del 2006, le discariche erano state ridotte a 50 e a dicembre del 2009, data di chiusura dell'Agenzia regionale acqua e rifiuti, si erano ulteriormente ridotte a 13. In attuazione quindi, scrive Cuffaro, del piano del 2002, tutti i comuni siciliani hanno avuto finanziati al fine di incrementare la raccolta differenziata una o più isole ecologiche. Sono stati inoltre finanziati diversi centri multifunzionali, impianti di compostaggio, finanziate campagne di formazione nelle scuole, di informazione alla popolazione per incrementare la raccolta differenziata. Dopo il 2009, afferma l'ex governatore Cuffaro, in assenza di qualsiasi controllo le iniziative sono state interrotte e persino gli impianti finanziati non sono mai realizzati. Quelli realizzati sono stati utilizzati per altre finalità, mentre hanno continuato a proliferare le discariche. La scellerata decisione di bloccare i termovalorizzatori, scrive Cuffaro, che il mio governo stava costruendo ha causato il disavanzo economico in molti comuni della Sicilia, un esborso delle finanze della regione senza precedenti e ha ridotto la nostra isola a un immondezzaio a cielo aperto. Finalmente, conclude l'ex governatore siciliano onorevole Cuffaro, qualcuno parla di chiudere l'era delle discariche, parlando invece del recupero di energia tramite moderni impianti di termovalorizzatori. Il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Sciacca, la situazione prevista dalla legge a seguito della recente bocciatura da parte dell'organismo consiliare del conto consuntivo che era stato presentato dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesca Valenti. Prima del decreto di scioglimento il Consiglio era già stato sospeso con atto dell'assessore regionale alle autonomie locali. Ad assumere i poteri sostitutivi del Consiglio Comunale di Sciacca fino alla scadenza naturale del mandato prevista nel 2022 sarà un commissario straordinario. 8 dei 24 consiglieri sciolti hanno annunciato la presentazione di un ricorso al TAR contro il decreto del governatore. 3 ore di sopralluogo per dare il via alla superperizia che dovrà accertare la titolarità della Scala dei Turchi contesa fra la Regione e un privato. Dopo il via libera da parte del GIP Luisa Turco e il conferimento dell'incarico ai consulenti sono iniziate le operazioni che avverranno con le forme dell'incidente probatorio. Le risultanze degli accertamenti quindi saranno pienamente utilizzabili in un eventuale processo. L'incarico assegnato dal giudice è quello di accertare e descrivere lo stato dei luoghi attraverso rilevi fotografici, topografici ed aerofotogrammetrici, oltre che accertare la demanialità di alcune particelle, nonché l'autenticità e la veridicità dei documenti esibiti dall'indagato al fine di reclamare la proprietà privata. Alle operazioni ha preso parte anche il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, insieme ad alcuni tecnici del Comune della Protezione Civile, che ha annunciato di voler mettere a disposizione dei periti l'intera documentazione relativa al contenzioso civile sulla proprietà della scogliera di Marna. A chiedere l'incidente probatorio era stato il procuratore Luigi Patronaggio, che il 27 febbraio scorso aveva disposto il provvedimento di sequestro della Scala dei Turchi. La perizia collegiale sarà eseguita per conto del giudice. Il 22 marzo è fissata l'udienza in aula, nella quale i periti dovranno riferire sulla perizia iniziata ieri con il primo sopralluogo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 18 pescatori di Mazara del Vallo ancora in arresto in Libia. Vediamo. Ci è stato detto che andava fatto a fine seduta e ora lo facciamo
a fine della fine seduta, quando i nostri colleghi parlamentari hanno lasciato quest'Aula. Qualcuno mi ha detto: allora perché lo fai? Lo faccio appunto per questo, perché il mio intervento riguarda coloro che sono stati dimenticati. E lo faccio leggendo quello che un autorevole giornalista ha scritto proprio in merito al deserto morale, prima ancora che politico, di quest'Aula. Lo ha fatto Pierluigi Battista dicendo e scrivendo dei 18 pescatori dimenticati in Libia. E il fatto che ne debba parlare in un'Aula deserta, ovviamente nell'assenza del governo, è emblematico di quello che già lui ha scritto in questo articolo che vi leggo. Da 90 giorni sono sotto sequestro in Libia dalle milizie di Haftar. Insomma, sono ostaggi catturati e usati come merce di scambio con l'Italia. Ma l'Italia non ha alcuna intenzione, non dico di scambiare alcunché, ma di prendere in considerazione l'idea stessa di una trattativa per liberare 18 nostri connazionali nelle grinfie di bande armate cui è difficile riconoscere dignità statale. Colpa di un governo palesemente inadeguato, come quello italiano, certamente, senza una leadership, un minimo di peso internazionale, uno straccio di profilo che possa incutere rispetto. Ma colpa anche di un'opinione pubblica silente, indifferente, messa a tacere da un misto di fatalismo, di disattenzione, di assuefazione. Parlo appunto a un'Aula deserta, disattenta, assuefatta. La prendiamo come una noiosa incombenza. Siamo gonfi di indignazione, di vibrante protesta per la scandalosa detenzione in Egitto dello studente Patrick Zaki, conosciuto all'Università di Bologna, e facciamo bene a protestare, a firmare appelli, a richiamare l'attenzione su questo sopruso. Ma perché niente, il nulla assoluto, il mutismo illimitato sui 18 pescatori. Facciamo sentire il nostro applauso quando qualche cooperante o qualche giornalista viene liberato dopo lunghe e onerose trattative. Ma del destino di 18 pescatori sequestrati non ci importa niente, come se l'umanità di 18 sconosciuti non ci riguardasse, o fosse meno di tendenza occuparsene, protestare, chiedere la loro liberazione. E questa volta, scrive il giornalista, nemmeno l'opposizione di destra, un tempo combattiva e indignata per i 2 marò prigionieri in India, sembra commuoversi. Come se fossero italiani di un'Italia minore, appartenente a una categoria troppo umile, i pescatori, per alimentare la nostra coscienza morale incostante e spaventosamente ipocrita, di un'ipocrisia così incistata nel nostro modo strabico di vedere le cose che forse nemmeno riusciamo a rendercene conto, perché i pescatori non contano niente, non fanno opinione, non invitano alla mobilitazione e se ne stanno lì sotto sequestro da 90 giorni, nel silenzio del mondo, nel silenzio di un'Aula deserta come questo Senato della Repubblica. Agrigento avrà presto un ambulatorio veterinario per i cani. Arturo Cantella. Agrigento avrà presto un ambulatorio veterinario per i cani dove si potrà procedere alla sterilizzazione e alla microchippatura. La notizia è ufficializzata nel corso di un incontro fra il sindaco Miccichè, l'assessore comunale Roberta Lala, il presidente dell'associazione Aronne Sandro Fanara e il vicepresidente Emanuele Cipolla e la socia Jessica Vecchio. Si dovrà quindi procedere a concordare il servizio con l'ASP. L'associazione Aronne si è dichiarata anche disponibile alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per creare una direzione programmatica comune per affrontare il problema del randagismo, coinvolgendo anche le altre associazioni animaliste. Ieri ho incontrato associazioni di volontariato. Io sin da quando ero assessore avevo affrontato questa problematica, avevo iniziato a mettere su il canile comunale in cordata consolida. Mi ricordo che abbiamo installato le attrezzature nella sala operatoria, quindi già pronta per operare, per quindi o microchippare i randaggi o anche per effettuare le sterilizzazioni. Quindi poi io mi sono dimesso, non ho saputo più nulla. Adesso come sindaco, anche affiancato dall'assessore Roberta Lara che ne ha la delega, abbiamo ripreso la problematica. Spero che
brevissimo tempo riusciamo a superare il problema, anche grazie all'associazione di volontariato, tutte quelle che si vogliono mettere a disposizione per la città di Agrigento. Io attualmente mi sto occupando di prendere un vecchio progetto che era stato addirittura presentato nel 2006, ma che poi ha ripreso Franco Miccichè durante il suo assessorato, che riguardava appunto l'apertura di un ambulatorio veterinario in accordo con l'ASP, dove verranno fatte le sterilizzazioni e una campagna di microchippatura per i cani, perché proprio la sterilizzazione è un punto importante per contrastare il randagismo. Io sto facendo questo protocollo d'intesa con l'associazione Aron, che ha grande esperienza, da molti anni, da un ventennio si occupa di animali, ma l'amministrazione è aperta anche alle altre associazioni che vogliono collaborare affinché questa piaga, perché dalle nostre parti il randagismo è veramente una piaga, i cani non hanno anche quel diritto fondamentale di essere assistiti per come si deve, e quindi noi vogliamo dare una svolta. Il primo impatto è aprire l'ambulatorio, ma abbiamo anche altre idee, possibilmente il progetto di presentare per aprire un canile, un'area sgambamento, un cimitero per cani. Non ci fermeremo all'ambulatorio. Anche per evitare che appunto i cani randagi si moltiplicano e quindi... È l'unico mezzo per contrastare appunto il randagismo, la moltiplicazione, quindi l'accoppiamento, fare nascere altri cani e moltiplicare. Con la sterilizzazione del cane diciamo che diamo una soluzione, in parte una soluzione a questo problema. Questo è un piccolo passo, ma per noi è un grande passo come Associazione Aronne e come in nome di tutte le associazioni di Agrigento, perché la sterilizzazione è importante, solo con la sterilizzazione è possibile eliminare il randagismo, e quindi l'apertura di questo ambulatorio permetterà di sterilizzare a tappeto tutti i randagi della città, ma non solo i cani ma anche i gatti, cosa che ad oggi non sono stati molto considerati. Con l'aiuto delle associazioni, questo è sicuro, quindi ci dovrà essere una sinergia di tutte le associazioni. Voi che vi occupate da sempre del problema del randagismo avete fatto una mappatura, avete un'idea di quanto è grave il problema nella nostra città, ma anche in altri comuni vicini? Allora, noi personalmente come Associazione Aronne non solo operiamo su Agrigento, ma anche ci chiamano su tutta la provincia di Agrigento e anche fuori. Quindi aiutiamo anche altri ragazzi di altre città, altri paesi in difficoltà, e questo lo facciamo solo con le nostre forze, con gli aiuti economici delle persone, le donazioni del Nord e basta. Quindi questo aiuto da parte del Comune sarebbe non solo per noi un ottimo aiuto, perché così ci sarebbe un risparmio economico e si potrebbero aiutare più cani, ma anche da parte del Comune che ha adesso attualmente delle convenzioni e quindi paga per accalappiare un cane e detenere il cane in un canile. Una raccomandazione, concludiamo, da fare ai cittadini. Prima di tutto si deve mettere in regola con la microchippatura, perché di certo non è il cane randaggio che va a abbandonare i propri cani, ma è il privato che abbandona i cani. Quindi con la microchippatura, quindi anche un controllo sulla microchippatura, la regolarizzazione di tutti i privati, avrebbero più difficoltà a mettere un cane in mezzo alla strada, perché è un cane registrato, regolarmente registrato. Quindi invitiamo anche ai veterinari a sollecitare questa microchippatura anche su un cane oltre i 6 mesi, perché solo così riusciamo a bloccare questo abbandono. Mezzi di soccorso dei vigili del fuoco adatti ai piccoli vicoli del centro storico, presentata in prefettura la petizione dei residenti. A consegnarla al capo di gabinetto del prefetto Cettina Pennisi è stata l'attivista Sara Gallo, un incontro proficuo, ha detto, con il quale sono state spiegate le esigenze in tema di sicurezza dell'antico borgo del Colle Agrigentino. È stato promesso che la prefettura farà il possibile per esaudire questa richiesta ed inoltre cercherà di approfondire con il comune di Agrigento la questione dei piani di emergenza di protezione civile.
Nuove opportunità per i giovani disoccupati della zona montana della provincia di Agrigento che intendono avviare una piccola attività imprenditoriale. Sarà infatti attivato nei prossimi giorni ad Alessandria della Rocca uno sportello informativo di consulenza sulle provvidenze economiche erogate dall'Ente Nazionale per il Microcredito. L'iniziativa è dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della provincia di Agrigento in collaborazione con il Comune di Alessandria della Rocca. L'attivazione dello sportello si inquadra nell'ambito delle iniziative che l'ex provincia, attraverso il proprio ufficio relazioni con il pubblico, svolge da tempo sul territorio al fine di diffondere particolarmente tra le nuove generazioni la cultura dell'autoimprenditorialità. A gestire la nuova postazione informativa sarà il personale dell'ufficio relazioni con il pubblico di Bivona. Il tutto sarà realizzato senza alcun onere economico per i due enti. Oggi, 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. L'accessibilità e l'inclusione nella mobilità sicura è un diritto che dobbiamo promuovere e garantire, ha affermato Salvatore Bellanca, presidente dell'Automobile Club di Agrigento. L'Automobile Club, ad esempio, garantisce il servizio a domicilio riservato ai cittadini impossibilitati a recarsi negli uffici provinciali dell'ACI. L'espletamento di queste pratiche automobilistiche avviene senza alcuna spesa aggiuntiva. Ogni giorno e non solo in una giornata così importante, ha concluso Bellanca, l'Automobile Club di Agrigento ricorda come ognuno di noi può fare la differenza, facendo in modo che anche nella mobilità nessuno venga mai lasciato fuori né indietro. Adesso parliamo di uno dei settori tra quelli maggiormente colpiti dal Covid, è quello dei matrimoni. C'è il servizio. Il 2020 è stato un anno complicato per i matrimoni, ma ciò non cancella la speranza e la fiducia riposta nella ripartenza per il 2021. Tra i settori che hanno subito una crisi maggiore durante il lockdown c'è sicuramente quella dei matrimoni. La perdita per le aziende che si occupano di questo settore è stata ingente a causa delle nozze rimandate. Gli effetti si fanno sentire ancora oggi, nonostante una leggera ripresa dei matrimoni celebrati, anche se molto meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crisi generata dal Covid-19 ha provocato il crollo del fatturato e stravolto i bilanci di aziende coinvolte. Un comparto che a livello nazionale coinvolge oltre 80.000 aziende e 1 milione di persone fra addetti diretti e indotto e che riguarda anche gli stranieri che sempre più spesso scelgono di venire a sposarsi in Italia. Ma ascoltiamo da alcuni professionisti del settore come si stanno preparando in questa operazione rilancio. Diciamo quest'anno è stato un anno terribile in quanto tutto quello che era in programma è stato tutto spostato al 2021 con la speranza che riusciamo a recuperare nel 2021, se non succede ancora qualche altro lockdown, non ci saranno problemi con questa purtroppo brutta epidemia. Intanto ci stiamo riorganizzando insieme ovviamente alle coppie, tutte le coppie giustamente hanno avuto l'esigenza di determinate coppie di spostare la loro data e quindi ci siamo organizzati ovviamente insieme a loro in primis per far combaciare l'anno 2021 che sicuramente sarà un anno pieno di matrimoni. L'anno nuovo è alle porte e chi si sposerà nel 2021 non può non conoscere le tendenze del settore per il prossimo anno. I matrimoni saranno eventi più informali e seguiranno una generazione genuina e meno legata al protocollo. Cambiano anche le tempistiche nell'organizzazione. Gli spostamenti di data dovuti al Covid hanno fatto sì che tra la proposta di matrimonio e la celebrazione delle nozze passi più tempo rispetto ai canonici 12 mesi di organizzazione. In realtà l'operazione rilancio noi abbiamo cercato di farla da noi, nel senso abbiamo cercato in tutti i modi di non perdere la resilienza, quindi la capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. E dunque insieme abbiamo cercato di trovare una soluzione, un modo per riuscire ad affrontare la situazione a prescindere dagli aiuti che sono stati dati. Nell'immediato la vedo proprio nera, non c'è nessuna soluzione, penso che non ce ne siano. Intanto dobbiamo sperare che questa pandemia finisca il più presto possibile, speriamo che ci siano i vaccini se è vero che ci siano, e pregare in Dio perché ho fiducia sinceramente al mondo politico che promette soldi a destra e soldi a sinistra, non ne ho. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.